A tutti buonasera dal Savio di Cesena, convegno di venerdì 9 agosto, si apre con un confronto per 2 anni, in 8 al via Bugatti Ferm, Barcellona, Buggy Zag, LG, Beverly Trio, Bella Winner, Botafumeiro, in seconda linea Big Storm Matley e Balilla Slight, i favori per Bella Winner, macchina che stacca in questo momento, Bella Winner veloce, cerca di assumere il comando ma è veloce anche Bugatti Ferm all'interno. E poi Beverly Trio, gli altri più discosti. In vantaggio dunque Bugatti Ferm al completamento dei 200 in 14,1, partenza molto sollecita da parte dell'allievo di Marco Stefani, Daniele Quarnetti, che guidano nei confronti della favorita Bella Winner, mentre ha spostato all'esterno Beverly Trio, che in poche battute si porta a ridosso di Bugatti Ferm e attacca a metà della piegata con Beverly Trio che insiste, va su Bugatti Ferm, attacca dopo i primi 600 di gara in 46 abbondante e Bugatti però replica, Beverly Trio rimane lì a contatto con alla corda la favorita Bella Winner. Molto più discosti sono gli altri, capeggiati da Balilla Slight, 1-1,5. Intanto il passaggio agli 800 si viaggia piuttosto svelti con Bugatti Ferm che conduce, all'esterno è Beverly Trio, alla corda rimane per il momento Bella Winner e intanto 1,18 il passaggio al chilometro, si riavvicina anche Balilla Slight. E ora lo scatto in terza ruota da parte di Bella Winner che a 500 dalla conclusione cerca di risolvere con uno spunto secco. Passa in vantaggio a 400 dalla conclusione, mentre in seconda posizione rimane Bugatti Ferm. Avanza anche l'allievo di Andrea Vitaliano, Balilla Slight, che raggiunge Bugatti Ferm in seconda posizione. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Bella Winner che è isolata in avanti. Bella Winner nel finale viene a vincere piuttosto nettamente al debutto, un altro assolo per la coppia Tiberio Cecere e Vincenzo Piscoli dell'Annunziata, il secondo posto per Balilla Slight, al terzo Bugatti Ferm. 1,18,1, 31 a chiudere, ma veramente facile il successo ottenuto da Bella Winner, VP dell'Annunziata, 1,51 la quota al totalizzatore, Tiberio Cecere dietro le quinte. E un'altra femmina davvero interessante perché vince con estrema facilità, scorrendo gli ultimi 500 metri soltanto e facendo il vuoto in retta d'arrivo. Vedete, Vincenzo Piscola dell'Annunziato si limita a controllare la propria allieva per andare a un successo davvero nettissimo sul traguardo, mentre per il secondo conferma le buone prestazioni precedenti Balilla Slight che coglie la piazza d'onore nei confronti di Bugatti Ferm.